Nicola Paragi, direttore sportivo del Viareggio, avevi chiamato a raccolta il popolo bianconero e ti hanno dato retta, sei proprio carismatico davvero perché stasera era il pubblico dei vecchi tempi. A un grande pubblico, voglio ringraziare i gruppi organizzati che in questi giorni hanno un po' caricato l'ambiente, voglio ringraziare tutta la città perché stasera veramente si è visto un palazzetto che erano tanti anni che non si vedeva, è stata per me una grossa emozione vincere questo derby davanti a questo palazzetto, una bella partita nonostante il 2-0, sicuramente la partita dei portieri perché abbiamo visto due portieri stasera eccezionali e abbiamo vinto noi con due colpi di classe dei nostri giocatori. Che prima li aveva al forte, ora con la tua sagacia sei riuscito a portarli in bianconero e chiaramente insieme poi al gruppo completo perché la squadra vince tutta insieme anche se hanno segnato Ambrosio e Tornello, hanno regalato questa grande emozione. Sì, quest'anno è toccata a noi, una volta magari ci segnava Orlando e Motaran e ora gli segnano Ambrosio e Tornello. È una ruota che gira e questa volta l'abbiamo noi sul 100. Però sono veramente soddisfatto perché stasera abbiamo fatto una partita veramente matura, non era facile perché l'impatto del pubblico è, insomma, è importante questo pubblico qui, non è un palazzetto che non si vede in giro per le piste d'Italia, quindi giocare una partita con questa maturità è veramente sintomo di aver raggiunto un livello importante.